Parliamo con Amedeo Colella, che dovrebbe essere collegato con noi. Eccolo, ben trovato, scrittore, profondo conoscitore della cultura napoletana, che rivedo con estrema gioia. Buongiorno, buongiorno a tutti. Ben trovato, ben ritrovato. L'anno scorso qui a Casa Italia abbiamo parlato di Napoli come della città più instagrammata, e adesso invece possiamo inventarci un altro neologismo insieme, la città più fictionata, si può dire? No, Fictionata. In realtà, guarda, lo dico, consentitemi questo momento di, diciamo, di sboronamento Vai. Totale. Voglio essere, sono orgogliosissimo della mia città. Ma qui c'erano tutti gli elementi affinché tutto ciò accadesse. È vero. Panorami eccezionali, arte, storia, cultura, 3000 anni di storia, lingua, gastronomia, fenomeni vulcanici, c'era tutti gli ingredienti affinché avvenisse quello che è avvenuto. E io lo dico con grande orgoglio perché veramente Napoli aveva gli ingredienti e aveva quell'alchimia. Guarda, qui non è stato studiato niente a tavolino. Certo, magari il ruolo delle film commission, magari il ruolo delle istituzioni, ma se uno sapesse l'alchimia del successo farebbe solo produzioni di successo. Ma infatti nulla era scontato, anche se gli ingredienti del successo c'erano tutti. E neppure che tutto ciò generasse un circuito virtuoso, quindi che il cinema attraesse nuove persone, turisti ma anche viaggiatori, gente che vuole approfondire e conoscere, e conoscendo ancora di più, come devo dirti, questo alimenta nuove produzioni televisive. Si è innestato un circuito virtuoso. Ti dico solo che negli anni 90 tutti gli attori napoletani se ne andavano a Roma, no? Vero. È vero. Sì, perché lì c'era il cuore della produzione televisiva, cinematografica. Oggi moltissimi stanno tornando a Napoli, e questo per me è veramente un grande motivo di orgoglio. Lo sottolineo anche io, l'orgoglio di noi napoletani, ma non solo, l'orgoglio di una terra e di tutte quelle terre che hanno bisogno di riscattarsi così, attraverso anche le cose belle che hanno e che a volte vengono un po' dimenticate o tralasciate per quelle brutte. Stiamo vedendo, non so se anche i nostri telespettatori possono vederlo, la copertina del tuo ultimo lavoro, Napoli 2 volte al dì, da medicina, Amedeo? Napoli è una medicina, è un principio attivo contro tutta una serie di malattie, contro l'isolamento, la depressione, l'anoressia, quello sicuro, perché a Napoli la gastronomia è straordinaria. Io e te siamo il ritratto della salute, direi. Sì, vabbè, ecco. Io forse ho ecceduto, diciamo, nell'utilizzo di napoletanità, ma sicuramente contro ogni tipo di dipendenza. Napoli è una terapia, una medicina che va, come dicevo, nel titolo, assunta 2 volte al dì a stomaco vuoto, senza esagerare. Io però dico, i bambini devono assumerla 4 volte al dì, al contrario, perché sanno imparare a picciril. Ecco, sono d'accordo con te. La napoletanità è questo modo di vivere e di pensare di questo popolo che ha avuto la fortuna di nascere all'ombra del Vesuvio. Anzi, ma che dico all'ombra? Abbiamo visto le immagini, al sole del Vesuvio. Qua praticamente l'estate sembra non finire mai, veramente, quest'estate. Per fortuna. Per fortuna. Questo penso che ha regalato anche un meraviglioso clima, e non solo quello meteorologico, per girare le tante fiction che stiamo vedendo, televisione, cinema, che raccontano continuamente Napoli, quella di oggi, quella di ieri. Ma ne danno una rappresentazione, secondo te, fedele? Questi abbiamo sentito, noi del Rione Sanità sicuramente ha raccontato uno spaccato della nostra Napoli, dei protagonisti della nostra Napoli, che, come abbiamo sentito dai diretti interessati, era fedele e come. Ma poi stiamo vedendo anche immagini di Mina Settembre, ma lo stesso Posto al Sole, ma gli stessi grandi film che a Napoli hanno I Bastardi di Pizzo Falcone. Potrei veramente citarne non so quanti, oltre 200 produzioni. Sai, tu dici fedele, una rappresentazione fedele. Anzitutto nell'epoca di internet, di Instagram, di quello che dicevi, nulla è più mistificabile completamente. Nel senso che mentire oggi è difficile, no? La realtà napoletana, quello che sta avvenendo è davvero sotto gli occhi di tutti. Poi Napoli è sempre una città che ha alimentato una serie di pregiudizi in chi si
voleva arrivare in città. Napoli è una città dove nessuno porta il casco, poi arrivi e vedi che il casco ce l'hanno tutti completamente. È una città dove tutti i napoletani gesticolano, fanno i pullecenelli, invece poi arrivi, noi non gesticoliamo più di altre popolazioni nel mondo. Ecco, su questo potrei dissentire. No, non è vero, perché io faccio tanta attenzione, un po' gesticoliamo. Sul casco erano vecchie favole di paese, anche io ne ho fatto parte. Gesticoliamo perché siamo i greci della fondazione. È quello. Sono studiosi che hanno Certo. confrontato le mosse che facciamo oggi con le rappresentazioni dei vasi greci, e molte delle posizioni dei greci di 3000 anni fa corrispondono. Insomma, noi abbiamo quel proprio. DNA Mi ci rivedo proprio, tutta quanta. Prima con Però Luca... sicuramente Napoli è una città che non poteva non ispirare. È vero. Ispirare solo di scrittori, di sceneggiatori. E poi Napoli è una città, come mi piace definirla, diversamente normale. Guarda, a Napoli il più antico ospedale ancora in funzionamento, sai come si chiama? Incurabili. Ma sì. secondo te, in quale città italiana un ospedale si può chiamare gli incurabili? Vabbè, è di buon augurio. È così. È una città dove i napoletani mandano epiteti al santo protettore, dove ci si prende cura dei crani anonimi al cimitero delle Fontanelle. È una città che ha 1000 fattori di ispirazione. È vero. Con Luca e Don Antonio però parlavamo prima anche di una Napoli trasformata dal turismo, anche nei quartieri che un tempo erano considerati difficili, proprio come il Rione Sanità. Ma questa pacifica invasione di visitatori, secondo te, ha per certi versi guarito tutti i mali o comunque ha aiutato a dare anche un'immagine di Napoli diversa che, devo dire, negli ultimi anni ha acquistato anche dal punto di vista proprio dell'immaginario collettivo e della funzionalità della città, ha acquistato punti? Beh sì, guarda, allora sicuramente il profilo della città è cambiato, lo diceva nel servizio il nostro autore. C'erano quartieri dove i napoletani ci andavano con difficoltà, Obbuvere, Sant'Antonio Abate, la Sanità, i quartieri spagnoli. La città è profondamente oggi modificata. Quello che era da sempre in fondo un modello di accoglienza e di integrazione, come devo dire, oggi applicato nella realtà è diventata, i B&B sono un po' dappertutto, come devo dire, però voglio spezzare una lancia a favore del quartiere Sanità, perché questa trasformazione poi, quando è fuori controllo, diventa anche rischiosa, si può perdere identità. Guarda, faccio l'esempio dei quartieri spagnoli, per carità, adoro i quartieri spagnoli, li vivo quotidianamente, però come devo dire, talvolta è sembrato addirittura eccessivo quella perdita di identità, un'accoglienza illimitata, per cui cosa succede? Che può addirittura sembrare... Una volta avevamo paura di entrare ai quartieri spagnoli, oggi talvolta sembra Disneyland, senti urla dappertutto. E questa è l'altra faccia della medaglia, Amedeo, abbiamo detto, l'abbiamo raccontato, il turismo è sicuramente tante opportunità, ma il turismo è anche tanti rischi. La sanità, secondo me, è riuscita a trasformarsi anche molto velocemente, mantenendo però un suo profilo identitario, un identitario fortissimo. La sanità per me non si è mistificata, cioè non si è venduta. Sanità è rimasta la sanità. Noi adesso vogliamo farti un piccolo omaggio. Vorremmo vedere insieme a te un filmato d'archivio che ci racconta del più illustre cittadino della sanità. È Antonio De Curtis, in arte il nostro Totò. Ed è proprio lui, il principe della risata, che racconta un suo ritorno nel quartiere. Guardate. L'uomo Totò nasce appunto nel 1898, il 15 febbraio alle 7 del mattino, qui nel Rione Sanità, a via Santa Maria Antesecula, numero civico 109. È lui stesso che racconta in questo raro documento sonoro, con poche battute, quel che avvenne quando tornò a rivedere il portone di casa, le edicole votive, gli eterni panni stesi, in un giorno del 1963. Andando vicino ad accanto, lo so che sono andato accanto. Nel 1000, zitto! Chissimo quartiere rosso, vicino ad accanto, quando siete bene alla campa 100 anni. Il Filippo, lui diceva, scendi dalla macchina. E dico no, chi se mi straccia le cose, rimani in mutande. E se fossi rimasto solo in mutande io sarei sceso, ma mi strappavano pure la mutande.
Era così, per strapparti un sorriso, per regalare ai nostri telespettatori che ci vedono da ogni angolo del mondo uno spaccato che loro ben conoscono e che dovrebbe essere ancora più conosciuto e riportato nell'immaginario collettivo anche dei nostri ragazzi, dei giovani, che stanno conoscendo una Napoli diversa, che però parte da questa Napoli. Sì, guarda, voglio dire, anche questo mi piace molto pensare che tu sai, la parola sanità viene da salubrità, in qualche modo da salubritas, quindi era il luogo salubre per eccellenza. Quindi, come devo dire, sanitario nel senso anche di valori naturali, aria salubre, Esatto. ma sanità anche in un altro senso, nel senso Di soprannaturale. sanare. L'ho detto Luca Minieri, perché ospitava tutte le più grandi catacombe, diciamo, della città e quindi avvenivano fenomeni misteriosi, miracolose guarigioni. D'altronde Napoli è una città di mistero. Napoli ha sempre alimentato, come devo dire, spirito, sparatille, fantasmi, fantasmini, munacielle, belle embriane, capuzzelle, animo opriatorie, frisca all'animo opriatorie. E tutto questo mistero, come faceva a non ispirare i più grandi sceneggiatori italiani? Diciamo la verità. Ecco, questo. Sono d'accordissimo con te. Tu quando vieni a ritrovarmi a Casa Italia, quando vieni qui però proprio fisicamente, così raccontiamo insieme, perché no, anche in prossimità del Natale, a proposito di Munacielli e di personaggi vari che abitano le nostre case. Mi inviti a nozze perché i misteri di Napoli sono quelli che poi ci hanno accompagnato poi in fondo, diciamo, Ci tutta la nostra faresti vita. un regalone. Io l'invito te l'ho fatto in Mondovisione. Lo farò. E ti aspetto. Grazie davvero Amedeo, grazie per Grazie a essere stato tutti. con noi. È un abbraccio grandissimo, ti aspettiamo qui a casa, fisicamente, così ci abbracciamo, ridiamo e raccontiamo qualche altro mistero misterioso della nostra Napoli, che tanto di Grazie. misterioso ha poco, ma di bello ha tanto. Grazie davvero, grazie Amedeo Arrivederci. per essere stato con noi.